Il Palazzo del Comune, conosciuto anche come Palazzo San Micheli, quantunque la paternità del grande architetto veronese sia dubbia, appartiene senza dubbio al secolo XVI, anche se è difficile formulare una datazione più precisa. Sorto accanto all'antichissima loggia medievale, i progettisti, per evitare lo spiacevole effetto di una mole incombente sulla strada principale, crearono la piazzetta antistante, arretrando l'edificio di alcuni metri. Il punto d'osservazione migliore, pertanto, si trova nella parte posteriore, dove la massa del palazzo può risaltare in tutta la sua imponenza, grazie anche al leggero dislivello delle strade secondarie rispetto a via Carrarese. Passando all'interno, la sala consigliare è l'ambiente più bello e ampio. Nel 1605 un famoso intagliatore, Marcantonio Vanin, fu incaricato di decorarne i soffitti,